quelli che ci seguono in stream, che sono tanti, dicevo, perché tanto pubblico di questo programma vive fuori da Catania, dalla Sicilia, dall'Italia, e anche purtroppo spesso e volentieri dall'Europa, quindi persone che ascoltano da tutto il mondo, persone che saranno contente di sapere che quest'anno alla Catalla si chiama Cututtu Cori, che insieme a Giuseppe Castiglia c'è Salvo La Rosa tutti i giorni, e che ci vengono a trovare ospiti che soprattutto a quei siciliani che vivono fuori fanno tanto piacere. Uno di questi è il mio amico e il nostro amico Massimo Spata. Buongiorno. Come si? Aspetta, Bene. Come stai? Devo dire che stamattina mi sono alzato molto presto per essere qui, vengo da Ragusa. Esatto, è vero, ha fatto un bel sacrificio. Dove stanotte c'erano -2, quindi stamattina c'era un ghiaccio, e ho dovuto aspettare. Ho trovato il ghiaccio io, Cavogliorera, stai a Maronnastina, che non è un posto così nordico, diciamo, invece là nell'altopiano ragusano, freddo e Parigi, quando fa freddo vero, no? Devo dire che mi ha svegliato una pallonata che è arrivata sul vetro di casa mia, sì, perché un bambino di anni moltissimi stava giocando a pallone. Questo freddo fuori, quindi un bagliolo. Mi sono affacciato e disse: ma quanti anni hai? Mi disse 54. Ancora un pallone. Ma come si chiama, lo sai? Come si chiama, lo sai? No, non lo so. Lo salutiamo. Ma lo sai come ti meriti? Vabbè. Ma come puoi giocare a pallone? Questo freddo e a quell'ora. A 54 anni e settimatina. Affruttiti, gioco ci vuole. Come stai? Che